Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Martedì 10 dicembre 2019, le principali notizie per quanto riguarda l'ambito sportivo attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, attraverso il digitale terrestre con canale 95 corrispondente a Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia. Ogni giorno in onda intorno alle 19:40, 19:45 circa, in seconda fascia di serata e poi in replica nella prima parte della mattinata. Andiamo subito ad aprire con la pallavolo italiana. Non si spegne l'eco appunto della splendida vittoria nel mondiale delle due compagini italiane, maschile e femminile, ovvero Civitanova ed Imoco Volley Conegliano, che hanno vinto rispettivamente in Brasile e in Cina contro il Cruzeiro e contro l'ex Gibasi, in formazione turca per quanto riguarda l'Imoco. E abbiamo proprio la MVP della finale, ovvero Paola Egonu. Ciao, sono felicissima, ci siamo portate a casa questo mondiale, abbiamo combattuto fino all'ultimo, sono veramente orgogliosa di questa squadra e spero che questa sia la seconda di due coppe, non ha senso, spero che vinceremo altre coppe ancora perché lavoriamo, ci facciamo un culo della Madonna e ce la meritiamo. Va bene, queste le colorite frasi appunto di Paola Egonu, MVP della gara. Già rientrata in Italia la formazione dell'Imoco Volley Conegliano, che ora si getta naturalmente nella storia del campionato, però mancano ancora 3 obiettivi: Champions, campionato e Coppa Italia, e allora vedremo. I Leoni del Benetton invece non gira bene in questo periodo in casa Benetton Treviso, perdono la prima gara della doppia sfida di Champions contro il Lione per 28-0, è una sconfitta abbastanza pesante al termine di una partita a senso unico per i francesi, che ora sono attesi sabato prossimo a Monigo alle ore 14 nel match di ritorno. Nel basket di Serie A, Bologna sempre in testa alla classifica nonostante la prima sua sconfitta di campionato. Ha riposato l'Umana Reyer Venezia, che in campionato zoppica un pochino e quindi aveva bisogno di questa pausa, mentre la TVB De Longhi ha vinto in sorpasso al Palaverde contro Reggio Emilia per 91-83, era l'ex squadra di Max Menetti. In Superlega maschile siamo tornati al volley. Verona ha vinto 3-2 contro Modena, Ravenna ha battuto Padova invece per 3-0. Sempre per quanto riguarda la pallavolo però femminile, nel campionato, nel massimo campionato, Imoco al comando con 26 punti, vi dicevo prima pronta a rigettarsi nel campionato e nella corsa al tricolore, segue Busto Arsizio con 24 punti, vi ricordo che Conegliano ed Igor Gorgonzola Novara hanno una partita in meno. Perde invece la HRK di Motta di Livenza, che a Cuneo non ha avuto scampo contro i piemontesi, hanno perduto i ragazzi di Motta per 3-0 e ora attendono il derby veneto domenica contro l'Invest Sandona di Piave. In Serie C lo Spes Team Conegliano ha vinto contro il B1 per 3-0 e rimane in testa alla classifica con 21 punti, insegue soltanto la Resanese, che tra l'altro ha una partita da recuperare. Avevamo visto la foto pochi istanti fa della Lazio ed eccola allora la Lazio, mi pare che ha battuto la formazione della Juventus per 3-1, andando al terzo posto proprio dietro la Juve, che di punti ne ha 36, la Lazio ne ha 33, l'Inter capolista a 38. Il Milan, vincendo contro il Bologna, sale a 20 punti in classifica, abbandona la colonnina destra della classifica. In Serie B le Venete e le Friulane stanno andando molto bene, soprattutto il Pordenone, che si affianca al Cittadella al secondo posto in classifica a 25 punti, ed è una partita importante, lo è stata quella del Pordenone, che ha vinto senza il suo condottiero Tesser in panchina, squalificato per 3 turni. Chievo a 24, Venezia a rischio addirittura play-out. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto perde anche in campionato,
perde a Roma contro la Lazio e adesso attende il Cesena in casa domenica prossima. Per la Serie C maschile, Lanerossi Vicenza di rosso con 42 punti, 4 di vantaggio sul Carpi, a 38-36 il Padova che è al terzo posto, con una partenza che era stata, ve lo ricorderete, quella del Padova, veramente velocissima in testa alla classifica. La Serie D, anche qui il Campodarsego di mister Andreucci non perde un colpo, 38 punti, Cartigliano a 31, Legnago a 30, il Montebelluna invece si quota a 21 dopo il pareggio 1-1 in casa contro la Clodiense. Ha vinto il Mestre per 2-1 contro la Luparense. In eccellenza nel girone B il girone A, scusatemi, il Giorgione ha pareggiato in casa e rimangono uguali le distanze, 5 punti dal Sona, quindi prima e seconda della classe, mentre nel girone B San Giorgio Sedico in testa, ma la lotta qui è interessante, sia davanti adesso con il San Giorgio Sedico che non intende mollare, con il Porto Gruaro e il Porto Mansuè che incalzano, nonostante al Porto Mansuè sia arrivata una sconfitta piuttosto pesante ieri 3-2 contro la Liventina, addirittura a Mansuè, ed è una classifica che comincia a diventare un po' complicata per la formazione di Stefano Andretta. Per quanto riguarda la parte bassa invece, chi ha fatto un colpaccio è stato sicuramente l'Eclisse Careni Pievegina, e uno dei giocatori più in forma in questo periodo, e anche ieri ha così inciso molto bene sulla gara, è Alberto Dell'Andrea. Eccolo ai nostri microfoni. E allora siamo con Dell'Andrea, la scaramanzia ha vinto, insomma il mister vuole che parlino anche i giocatori, ma è giusto così. Tra l'altro un'altra bella partita dell'Andrea e soprattutto 3 punti importanti. Sì, 3 punti importanti che qua la Pievigina era da un bel pezzo che non li faceva, e siamo contenti per questo, e penso anche la dirigenza e tutti, e ci siamo tirati fuori un po' come si può dire? Dalle zone paludose, come diciamo. Dalle zone calde. E bella partita comunque, perché sono un paio di settimane che state giocando palla, a parte il fatto che non avevate mai dimenticato come si giocava, però non arrivavano i risultati. No, adesso cominciamo a stare anche meglio fisicamente, metti che abbiamo preso un po' di fiducia e alcuni giocatori magari si sentono di fare giocate più rischiose, più importanti, allora possiamo dire che così anche i giovani vedono che anche loro possono farle. Sì, certo che questo trio d'attacco adesso effettivamente mette anche paura agli avversari. Sì, un po' troppo presto per dirlo, però il campo sta parlando e sembra che sia così. Noi cerchiamo di dare il meglio possibile là davanti, correre, su e giù sia in difesa che in attacco, e prima o dopo ce la facciamo, qualche gol arriva. Scarabel domenica 15 giorni fa aveva detto sì, se giochiamo così effettivamente non abbiamo paura di nessuno, però bisogna giocare, me l'hai ribadito anche tu, bisogna non mollare mai. No, non bisogna mollare mai, perché anche qua in 10 contro 11 non è facile, se prendi gol vai sotto, qua non la porti più a casa, perché sappiamo che il Moriago quando va in vantaggio più che altro si chiude, qua fa fortino in casa ed è dura. Adesso si va avanti, si guarda domenica in casa. Si va avanti, abbiamo un'altra partita importantissima col Mogliano e cerchiamo di fare il meglio possibile e di portare a casa punti. E con l'Union Pro, con il Mogliano sarà dura, però bisogna tentare insomma, di continuare questa striscia positiva per l'Eclisse. Spostiamoci invece al campionato di promozione, ci spostiamo al Tenni di Treviso, perché c'è stata domenica il match clou tra Opitergina e Treviso. Ha vinto il Treviso per 2-0, Gianfranco Bellotto è ai nostri microfoni. Direi una buona prestazione contro una grande squadra. Il calcio può capitare cose buone e cose un po' meno buone per quanto riguarda anche poi questo caso, però ritengo abbiamo fatto una ottima partita, un avversario importante. Sì, ma no, noi in questo momento non stiamo rincorrendo nessuno, stiamo cercando di trovare il massimo da quello che ci può portare l'allenamento, da quello che ci può portare cosa, per riuscire a ottenere qualcosa in più in fase propositiva. Però ecco, direi che questa è stata una partita dove che la squadra, giocando con grande intensità, è riuscita
fare bene. Un vecchio saggio, Gianfranco Bellotto, dice: non stiamo inseguendo nessuno, intanto abbiamo riguadagnato il terzo posto, che è quello utile per una promozione diretta, e intanto vedremo di aggiustare anche la formazione. Nel frattempo è rientrato Morbioli al Treviso, che era sparito dai radar, aveva detto basta, stop alla società da circa un mese e mezzo, è ritornato, ha fatto il suo esordio in panchina nella giornata di ieri. Chiudiamo con il basket. In Serie A2 femminile, sempre trevigiano, il Ponzano a Milano per affrontare i pari classifica del Sanga Milano ha purtroppo perso nettamente per 79-65. Non è bastata la croata Kazic, che non è riuscita a trascinare le sue compagne, e ora deve pensare la formazione di Pippo Campagnolo a ritornare al più presto alla vittoria, a cominciare già da sabato al Palacicogna contro l'Alpo, che però è un cliente mica da ridere, perché attualmente si trova al terzo posto della classifica. Chiudiamo con la Serie B maschile. La Rucker Samve ha perso a Pavia 69-58, ma ci sta un po' questa sconfitta. Pavia era un cliente molto difficile da prendere e ha dimostrato tutto il suo valore. Svanisce la Vetta, ma in solitaria, mentre rimane la Vetta in condominio con Bernareggio e con Antenore Padova, quindi la lotta insomma è più o meno tra queste tre squadre per il momento, ma a detta di tutti e due, sia gli allenatori di Bernareggio sia l'allenatore di Padova, abbiamo sentito che si aspettano altre squadre che possano balzare lì davanti. Il prossimo turno si giocherà in casa sabato al Palasystem di San Vendemiano in provincia di Treviso contro la San Giorgese, che è la quart'ultima in classifica. È tutto anche per questa nostra edizione del martedì. Noi ci risentiamo domani con altre notizie, altre informazioni ed altre inchieste. A tutti voi buona giornata.